Sappada ha festeggiato dunque la biatleta, sul palco anche però festeggiato anche il suo allenatore Mirko Romanin, che appunto è di Forniavoltri. Una grande vittoria, una grande e bella vittoria per tutti, è un riconoscimento anche dell'importanza di questo centro biathlon, del Carni Arena di Forniavoltri, nel quale la Lisa è nata, dove ha mosso i suoi primi passi e dove ha conosciuto Mirko fin da bambina. E quindi direi che il risultato di Lisa è frutto anche di questa bella sinergia che c'è fra queste due persone, no? Che sono cresciute assieme, si sono conosciute, hanno condiviso momenti di gioia come questi, momenti di difficoltà, quelli passati, e assieme li hanno superati. Da noi il biathlon è una disciplina molto praticata. E finora era visto come uno sport di nicchia, ma questi risultati fanno vedere, fanno crescere molto l'interesse nei confronti di questa disciplina, e anche il fatto che il nostro centro si stia sempre più adeguando e si stia migliorando nelle infrastrutture, grazie anche agli EIOF della passata stagione, richiama presso il centro molti atleti, come dicevo, sia d'estate che d'inverno sulla neve, d'estate con gli ski roll